mese dove diciamo, il nostro obiettivo era quello di far sì che i ragazzi lavorassero nella miglior maniera possibile, in tranquillità, senza avere intromissioni illecite o comunque insomma, insolite di tifosi, troppo affettuosi o cose di questo tipo. Credo che bisogna fare i conti con l'entusiasmo dilagante per la maglia azzurra in questo momento, perché anche ieri sera abbiamo avuto difficoltà a portare i ragazzi sul pullman. Tanti tifosi giovani c'erano alla ricerca di un autografo e di un video o di un selfie o di queste cose qua. Però è importante anche questo aspetto, è estremamente importante, perché evidentemente quello che diceva il Presidente Petrucci 2 o 3 anni fa, cioè di riportare la nazionale al centro dell'attenzione, vuoi per la presenza degli NBA, vuoi perché è una nazionale simpatica, vuoi per la bravura dell'allenatore, ma ci sta riuscendo. Ora non ci resta che dare un 5 alto a tutti i giocatori e mandarli a Berlino. Il nostro l'abbiamo fatto, è una nazionale a mio giudizio, e continuo a ripeterlo, fortissima. L'ho paragonata all'Olanda di Cruyff e Resenbrink del 1974 e 78, una squadra dal gioco spumeggiante, sicuramente in attacco, quindi credo che possa fare veramente bene. Si completa un'estate molto impegnativa, dobbiamo dirlo, la regione FVG con Lignano prima e Trieste poi, quindi Europei Under 20 a Lignano, l'Ital Basket qui a Trieste. Si è completata un'estate cestistica da urlo. Sì, esordio della nazionale femminile in fase di preparazione con l'amichevole a Pordenone, insomma in preparazione degli europei di Ungheria e Romania, quindi insomma siamo stati al centro dell'attenzione. Io credo che le estati si stiano tingendo dell'Aquila friulana, di giallo-blu, ormai da un bel periodo, perché se pensate anche l'anno scorso e l'anno prima abbiamo attirato parecchie attenzioni qua. Oggi credo che qui in palestra al Pala Rubini ci fosse stato veramente tutto il mondo cestistico italiano, e di questo sono contento. Anche la città ha risposto molto bene. Il nostro motto è Estate Azzurra in città, come l'abbiamo lanciato 4 anni fa, cioè dare un riferimento nel caldo mese di agosto dove le città si svuotano eccetera, dare un qualcosa in più alla gente che resta qui, agli appassionati, e non mi stancherò mai di ripeterlo, abbiamo avuto anche 400 tifosi agli allenamenti.